voglia viga viga, sulla te cassina amica, e ti porta per quartiere, ando solo non si vede, ma si vede tutto questo, e sarà nel finestra, e capisce com'è bella la città e pulla Chanel, com'è bella, la città e pulla Chanel, com'è bella, la città e pulla Chanel, ma dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si moltiplica ogni giorno per una mano che fa tienda, che non tiene la coscienza e non tiene rispetto, come fanno a piglia sonno quando la sera rindoletta, 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 quando la sera rindoletta, 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 quando la sera rindoletta, ma ti porta a Marcellino, sempre che non tiene fretta, verso le 5 la mattina quando il traffico permette, hai permesso tutte cose, non perché ti nota ritta, ma perché sei sempre fatta, o è soltanto per te spiet, per te spietta, per te spiet, è soltanto per te spiet, per te spietta, per te spiet, è soltanto per te spiet, mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo scorno, ma nessuno può fare niente, c'è su gamma caramella, com'è dolce, com'è bella, la città è pulla Chanel, com'è dolce, com'è bella, la città è pulla Chanel, com'è dolce, com'è bella, la città è pulla Chanel. J'aime que batas da boa. Já, como é que hoje como bela, já te teve um chinelo. Como até que está até. Com'è bella, la città è pulla Chanel, com'è dolce, com'è bella, la città è pulla Chanel, io che sono musicante e mi sento fortunata, quando sono e canta, e sta bella serenata, è perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma la vita com'è bella, la città è pulla Chanel, 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 com'è bella, la città è pulla Chanel. Buonasera, 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 come va signori? State tutti bene? Anche noi stiamo bene, veramente. Buonasera, stiamo ancora aspettando qualche amico, ma comunque siamo qua, senza dire chi è, ma voi l'avete, quelli là che guardano i social lo sanno. Sì, è Franco locandina. che ci dà sempre un po' di buca, una buchina. Sì, una bucona, una buchetta. Eccolo qua, è lui? No, non è lui. Certo che è lui, no, non è lui proprio. Volevo ringraziare il nostro regista Roberto Tartaglia che ci fa da regia. Grande Roberto. Michela Michi Manzella, che Michi Zuccherina come la vogliamo chiamare, parla la parte dell'audio. E ancora ai social la nostra Marisa Marroccoli che ci dà una mano. Stasera abbiamo lo studio quasi pieno. Pieno di caldo, ci sta troppo caldo qua, abbiamo tanti amici veramente che ci sono venuti a trovare. E niente, bando alle ciance, noi questo programma lo dedichiamo a tutti quanti voi, soprattutto a tutti gli ammalati con una presta guarigione e a tutti i detenuti con una prestissima libertà. Abbiamo Michela, non ti appiccicare tu a sto coso, lo che fa, prima non scassare che non è manco me. Comunque, no, Michela, non ti sti capi, c'è papà, fai guarda te. Si sta sfogando. Michela, non spattica che se ne... Ma mamma vanno a parlare. No, se ne fu ne per sotto, vabbè, siamo qui oggi le comiche qua facciamo. Allora stavo dicendo, noi stiamo vivendo un periodo proprio bruttissimo. In Italia forse ce ne stiamo accorgendo con il gas, con la corrente, con la benzina, Vero. con tutte queste cose qua. Però signori miei, vedete che questo è un problema grande. Non è che siamo qua a parlare di questo problema, però noi sappiamo e ve lo diciamo perché pure noi ci preoccupiamo per tutto quello che sta succedendo.
Mo chi dice che chi l'hanno fatto questo, chi le dice che ha fatto questo, chi l'ha così, chi l'ha così, hanno acciso, hanno fatto. Comunque, l'Italia è stata sempre la cuccagna di tutte le situazioni che sono Vero, successe vero. nel mondo. Ecco, mo a questo punto che loro veramente ne hanno bisogno, come si fa a non appoggiare l'Ucraina? E allora appoggiamoli, va bene. Comunque noi siamo vicino a voi con il cuore, veramente, sperando che finisce tutto questo. E noi con il cuore nostro e con la musica cerchiamo di drammatizzare un pochettino la situazione. Poi volevo dire un'altra cosa ancora, e poi andiamo avanti, perché sono cose successe veramente. Ieri la festa della donna, bellissima, però quando vedo queste schifezze che succedono, in un ristorante si hanno chiamato tante ammazzate, femmina, maschera, hanno battuto a cameriere, proprietari di ristorante, questo è proprio uno schifo. E allora dico, vedete, questo è il peccato mortale che c'è di questa festa che non si dovrebbe proprio fare. Ma poi dovrebbe essere più un divertimento. Che Ma chi sta deve essere un divertimento? Ma una parola è più, una parola mancante, ma Ecco, cerchiamo infatti. e parlando un po' la situazione. Ma là si hanno pigliata bottigliata, femmina, maschera, non si è capito niente, hanno battuto creature, non si è capito niente. Perciò questo è lo schifo che fate venire. Un po' che si è messo o virus, poi si sta a guerra, poi va appiccicato, stiamo a posto però, stiamo a posto. Ecco qua. Comunque, drammatizziamo la serata, questa è la città Pulcinella, è proprio che se noi siamo tutti Pulcinella qua. Abbiamo il nostro Sasi che ci è venuto a trovare. Buonasera, Sasi buonasera, Riccardi. buonasera a tutti. Sasi, che ne pensi tu di tutto questo bordello che sta succedendo? Un'ottima idea che hai pensato tu, bravissimo. Io sono a parlare in pace, a me non me ne importa. È una cosa più bella. Ecco qua, ecco qua. Allora, la nostra Marisa ha problemi con la presa. Un attimo, lo faccio subito. Appoggia Sì. qua, appoggia Qua qua. facciamo tutto in diretta, Appoggia. ragazzi. Tu- Roberto Saglia, scende, va qua, va là. Ecco qua. È un tuttofare questo No, Roberto. io non davvero. voglio che non sta male la situazione, è così. Poi abbiamo te, Vera Conte. Buonasera a te Roberto e buonasera a tutti i nostri telespettatori che stasera so che erano veramente in tanti. Ma ne saranno sicuramente Di tantissimi. puntata in puntata vediamo proprio il calore delle persone Ecco proprio. qua. E abbiamo la nostra, come dico sempre, la nostra punta di diamante. Eccola qua. Buonasera a tutti. Lucia Diamante. Buonasera, ne volevo approfittare per salutare il signor Carmine Frungillo. Un bacio e un bacio anche a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Come si vede che si sta facendo grande sta ragazza? Io me ne accorgo perché sono un quando era più piccola riusciva a parlare proprio facile, subito. Ma si sta facendo, ha fatto signorine e allora praticamente come se si mettesse scoscio, vorrei che faccia una brutta figura, rimane a Marino qualcuno mi dice qualcosa, no, vabbè, non va niente. Non ha vergogna perché quando ci facciamo grandi noi cominciamo a pensare quello che diciamo e quindi ci vuole un po' di tempo. Io ancora mi devo fare grande perché non penso. E tu perciò pensi, noi siamo strana, come strana sei tu? No, io non penso, lo butto fuori, poi dopo si vedrà. Non posso nemmeno tagliare. Perché E in meno diretta, male che ecco butti fuori cose positive. qua. Ma che mi importa, che me ne importa. Produttive e positive. Allora io parlo e lo dico sempre a ragazzi, qua purtroppo si è arrivato a un certo punto che tutto quello che fai o lo fai buono o lo fai malamente Verrai è giudicato. sempre negativo, sempre così. Allora io ringrazio sempre per me, per dirti che questa è una cosa a te, no a quello grande che dice che lui fu un cantante. Va bene, lasciamo stare, ecco qua. Allora stasera una bella serata, tranquillamente con telefonate, canzoni e Cerchiamo di divertirci un po', questa dai. sera ne facciamo pure qualcuno in più, dai. E Wow. vai. Iniziamo con i cieli stesso perché sono coloro che comandano tutta la situazione. Sempre. Sì, sì. E iniziamo proprio con Lucia, stasera. Allora, io stasera volevo cantare una canzone che Chi si qua giù disinfettato con TTT? che ho fatto 2 estati fa e l'ha scritta mia sorella. Come ti attacco? Come funziona? Come si sente? E l'ha scritta mia sorella che tra l'altro oltre da manager mi fa anche da produttrice. E questa canzone parla appunto di un amore adolescenziale, quindi diciamo un amore serio, il primo amore serio. E il titolo è Amore Napolitano. Ma questo è quel video che mi hai mandato in estate. Sì, esatto, c'è anche il Il clip. fatto che l'uguaglione che aveva preso, insomma.
No, quello è tuo un bacio. Ah, no, quello è un altro. Ecco qua. Va bene. Allora, Michela, hai preso appunti? Ok. Adesso tu che cosa ci canti? Io vado a cantare dal titolo Noi siamo in Napoli. Noi, Simmi Napola. Lei? Invece tu? Allora, io questa sera ti porto una sorpresa. Una sorpresa, l'ho sentito. Nel senso che la battezziamo proprio qua, Magic Music TV Pagani. Battezziamo il mio quinto inedito, che bello. si chiama Semp. Che questa volta è stata, io non cioè è difficile che faccio dediche a persone mie, no? Facciamo sempre di solito le canzoni che parlano in generale, no? Ma questa l'ho voluta scrivere proprio per la persona che mi sta accanto e mi supporta e sopporta da più di 12 anni e Che mezzo. come si fa per non sopportare una donna come te? Quindi Francesco, preparati. A proposito, come una cosa. Ecco qua. No, volevo dire un'altra cosa importante. Voi, cioè, scusatemi se ve lo dico, durante la giornata si passano tantissime canzoni, vabbè? Io vorrei tanto passarvi tranquillamente perché non è che è tanto espansivo, però vedi, Sasi passa tutti i giorni e come Sasi potrebbero passare tanti ragazzi. Noi dobbiamo dare lo spazio ai giovani, io voglio dare lo spazio ai giovani, fino a quando mi daranno la possibilità di avere questa TV, perché lo sapete che un giorno o all'altro chissà che succede, però fino a quando io avrò la forza per portarla avanti, io voglio dare lo spazio ai giovani, anche se a me lo spazio nessuno mai me l'ha dato. Ho pagato, figuratevi che la prima trasmissione che ho fatto, non dico a Canale 5, a Canale 21, 12 milioni, non lo dimenticherò mai. Mia mamma e mio padre si sono dovuti impegnare tutto l'oro di casa per farmi fare quella serie di trasmissioni che si chiamava Cantagol all'epoca. Ok? siamo fortunati. Si paga proprio una fumata di sigarette e c'hanno problemi, a qua problemi, altro non si problemi. È che il più tenen è più buon. Va bene, comunque andiamo avanti, signori, arriva per noi alla città di Pulcinella la nostra Diamante, Lucia Diamante. È un'emozione vera, che sto cuore trema.
una storia di valore, ci ricordiamo sempre, si chiamava Maradona, Urici non per spalla, ci saputo fa suonare, cammagnan solo con mio cielo umano in sta città. Perché? Non è più grande di che non ci sta. Sta città siamo un po' storia per cantare.
Eccoci qua. Ecco qua, ecco qua. No, ho aggiustato un pochettino le camere te. Sì. Camere te. Vediamo quell'altra là. Qual è questa qua? Questa qua? No, quella là, quell'altra. Va bene, no, d'accordo, stiamo a posto. Allora, ho fatto una cosa. Roberto è un tuttofare. Cioè, in questo studio noi lo vediamo girare in continuazione, avanti, indietro, Sì. avanti. Marisa, per cortesia, sposta un pochettino sta telecamera così. Fammi vedere. No, tutto all'incontrario. Ok. A posto, bravo. Ecco qua. Allora, Michela, facciamola quella canzone, dai, un pochettino, Dai. Passiamo un po'. Ti vogliamo ascoltare. Vabbè, mi prendo quello con il microfono, quello con il filo. Ecco qua. Vediamo un po', dai. Che ci fai ascoltare? È una canzone classica, però è fatta blues, un blues jazz. Questa me l'ho portata dall'Australia e me la fece un amico mio. Mi fece una bella versione. Ecco qua, vai. Tramonta e noi per recitare l'ultima scena restammo mano in mano senza tenere un coraggio e ci guardare. Fammi che la può indifferentemente, tanto saccio che sono, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare che indifferentemente se tu m'accira io non ti dico niente. Vai, io e rido pure mentre mi scippa pietto che sto cuore non sente più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi che la capo indifferentemente, tanto saccio che sono, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspettare mano, che indifferentemente se tu m'accira io non ti dico niente. Mamma avesse sentito Mario Trevo, mamma mia. Eccola qua, indifferentemente. Bravissimo Roberto. Ma vabbè, questa è una versione. Stasera cantiamo con canzoni, non dove raccomando. Va bene. Allora, prendiamo questo microfono e spegniamo quello là, così non dà dispersione. Allora,
so che stai preparando qualche cosa. Sì, sì, esatto. E tra poco uscirà una canzone scritta da Alberto Selli. E Questo ad esempio è un autore che può fare tuo caso. che tra l'altro saluto. E non vedo l'ora, diciamo, di... Esatto, molto comica, appunto. Ah, comica, così devono essere le canzoni. Oggi si deve portare l'allegria, ragazzi. Hai capito? Quando vai di matrimonio, di festa, come si da ballare, si da un po', la gente non sta buona, hai capito? Ecco, secondo te, io con 56, 55 CD che ho fatto, 30, 35 sono tutte allegri. Perché? E mi sono trovato in tutto il mondo a girare, perché le canzoni allegra, capò. Loro dicono, là, ho cantato, ma chi che fa, bum bum bum, loro dicono, sì, ti faccio sentire come si canta. Ma a un certo punto poi... Bravo. Ma io facevo questo perché questo i discografici se lo prendono e se non avete dove andare a stampare, un indomani che volete fare un disco, fatemelo sapere, io vi faccio, perché so dove stanno questi studi, queste case discografiche stampano questo genere di musica, perché quando fai una canzone allegra, la canzone allegra gira dappertutto, hai capito? E poi oggi ci stanno questi social, ma che buffa giudisco. Siamo fortunati noi, Ecco qua. Rispetto Allora- a voi, rispetto a voi. Vera, siamo vera, fortunati. sì, sì, infatti, hai ragione. Ci volevano i soldi per tutte cose, qualsiasi cosa, la radio, non ne parliamo proprio. Che vuol dire che fa? Anche se ci stavano qualche amico, diciamo, abbiamo potuto fare quel poco, ma poi una volta, due, tre, poi dopo pure lui andava, ecco qua. Allora voglio dirvi, se volete chiamarci, se volete dialogare con noi, il telefono è 081 365 2703. Potete parlare con noi su tutto, ecco, tranquillamente, e niente, potete richiederci qualche canzone, non lo so, potete parlare con i vostri amici tranquillamente. Ecco qua, adesso è vera che cominciamo a cantare di nuovo. Ah, ok, adesso andiamo con Sarò con te, una canzone che in questi studi forse non ho mai fatto, perché è una canzone personale che ho sempre tenuto per me. E allora che la canta poi, Riguarda ci personale nel trovare senso come me. aspetta, no? Sarà personale nel senso che riguarda la gioia della mia vita. Vera. Mio figlio. Vero, poi cosa Tony prima sapevi. Ah, boh, ma Ah, no, ma tu lo sai già sei noi, quella è tua cognata, tu lo sai già E sei che lui noi. perciò non ne può sapere. Ah, non ne può far sapere. Ecco, la dedico a lui e anche a tutti i bambini che in questo momento si trovano in forte difficoltà. Ciao Cucciolo, Forte, zio, forte, ciao. Forte, forte, forte. Ecco, noi vediamo quello che ci manda il telegiornale, ma noi Ecco. qua abbiamo tantissimi amici ucrani che Sì. stanno qua, che ci hanno fatto vedere certe cose, coppie di telefono che fanno paura, ma fanno paura veramente. È vero. C'è il carramato quando cammina e vede un murto in terra, non è che si ferma, dice fammi spostare sto No, murto, ci passa sopra. ci passa per quello. E io ho visto queste immagini, fanno paura. Vabbè, Sasi, allora Io- ci abbiamo una telefonata? Sì. Pronto? Pronto, buonasera? Pronto, buonasera? Buonasera, Con chi abbiamo Buonasera. l'onore? Con chi abbiamo l'onore? sono da Giuliano. Da Bracigliano? Buonasera. Volevo Buonasera. sentire una canzone dalla signora Condi. Oh, buonasera signora, da dove ci chiama? Gricignano. Gricignano. Gricignano, E sì. dei Sasi Riccardi. Ah, volete sentire una Da Buonasera. canzone? Giuliano. Ah, da Giuliano, ho capito. Da Giuliano. Giuliano. Giuliano, un saluto a tutta Giuliano. Buonasera, Da buonasera. Giuliano. Va Sì, bene, vi sì, accontenteremo. sì, È signora, molto brava. E di Grazie. Sasi Riccardi. ok, Ok, signora. va benissimo, la E di ringrazio. Sasi Riccardo pure, una canzone. Ok, Ho capito, abbiamo signora, capito, ok. ok. Va bene, ok. Sì. Ok, signora. Buonasera. Grazie. Grande a tutti. Grazie, Grazie. buona serata, signora. Buonasera. Vi ringraziamo Grazie tanto. mille. Grazie. Buona serata e auguri a tutti. Grazie, Ok, signora, buonasera. grazie. Ecco qua. Michela, c'è un'altra telefonata sotto perché si sentiva il telefono che faceva tu. Dovete parlare subito, non dovete ascoltare la TV. Anzi, se la abbassate un po' la TV, è meglio perché abbiamo un po' di ritardo e alloggi. Mi sa che c'è Ecco. un'altra telefonata, eh? Sì, infatti ho detto. Pronto?
Buonasera. Buonasera signore, che bella voce squillante. Buonasera. Sì, grazie. Buonasera. Complimenti per l'inizio serata. Bravissimi questi cantanti. Complimenti a Vera Conte. Grazie. con il Da suo dove ci nuovo chiami? Sì, bravissima. Un bacione a Stasi Riccardi Buonasera. e l'altra artista che non ricordo il nome Grazie. comunque. Lei Un bacione a te. Lucia Lucia, Diamante. lei si chiama Lucia? Ah, Diamante. Lucia, Sì. ok. Ok, Non avevo- ok. io non mi chiamo, non mi preoccupo. No, un bacione anche a te. Grazie, signor. Sì, volevo chiedere a Sasi se mi faceva un suo pezzo, una bella canzone. La ringrazio, va bene. Sono Rossi da Napoli, Sasi. Ok, Napoli. va benissimo. Un bacione grande. Grazie mille. E un abbraccio a tutti voi. Grazie. E buon continuo serata. Come si Grazie. vede la TV, signora? Insomma, così contà. Come? Perché? Che fa? Che fa, signora? Sembrate tutti un po' cicciottelli. No! Da qui, poi da vicino non lo so. No! Sembriamo cicciottelli? E dalla TV sì. Ma voi avete il 16 avete messo tutta la TV? No, è uguale. Uguale. Cioè, come lo metto, comunque sembrate sempre cicciotelli. Allora, Bene. vediamo un po', aspettate un attimo, cambiamo telecamere, fammi vedere, vabbè, per spizzi, la signora, voglio vedere la signora che cosa dice. No, dico, cambiaci, adesso come ci vedete? Ci vedevo. Signora, come ci vedete adesso? È uguale, non cambia nulla. Ah, non Solo da veramente. lontano. Qualche chilato in meno. Avete visto un gatto che è uscito poco fa, un gatto, Sì. Quello è il gatto Marisa, che se ne va per sotto. Ok, signore, meglio che scherziamo, va. Va bene. La ringrazio. Comunque siete bravissimi e bellissimi. Grazie. Comunque anche mille. cicciotelli. La ringrazio, Ok. signore, a noi ci piace a bello magnocco. Un bacione a tutti Pure a e lei. buona serata. Pure a Buona lei, serata. pure a lei Buonasera. vedete, Grazie. pure a lei vedete grossa, non voglio credere. Pure a lei, Grazie. pure a lei. No, a lei no. Vabbè. A noi ci piacciono, non ce l'ha da capo. Cioè, noi già teniamo il nostro, per Ma- farti le nostre. Ma guarda, non lo so. La TV ingrassa di 3 kg, mi pare. No, Ma se no di sono più. 33. No, veramente, la TV ingrassa di 3 kg. Poi non lo so che succede, mo adesso. Devo mettere a dietro il telecamera, secondo me. Allora, Sasi, abbiamo detto che ci canti? Allora andiamo a cantare con il brano lentamente. Lentamente, facciamo piano Sì, si chiama Giano. Piano piano. A replay. Mentre invece tu? Allora, canterò una canzone che ha un profondo significato. Che non si sente, allora, vai. Perché si sa, quando i genitori litigano sono sempre i bambini a soffrire di più. E questa canzone in collaborazione con Rossella Feltri, scritta da Enzo Boselli, Ah, questa è bella, sta canzone. Sì. Bellissima. che saluto. Pronto? Chiamate in diretta, Mamma, Roberto. Pronto? Pronto, buonasera signora. Buonasera. Con chi abbiamo l'onore? Tina da Cava. Pina. Tina. Ah, Dina da Cava. Sì. Bellissima Tu. trasmissione, complimenti. Grazie, Grazie. signor. Oh, Pino, ma... Niente, volevo fare i complimenti a Lucia Diamante, bravissima. Grazie. Signor, se n'è andata Lucia, non c'è... Sta qua, non c'avevo fatto. Beh, signora, ma come si vede la TV da voi? Va e viene il segnale. Ah, tu stai sotto i portici. No, sto al centro di Cava. E come va bene, signora, la TV? Sì, va e viene il segnale. E poi fermatela, così non... E vai via, se ne vai via. Signore, dovete fare una riprogrammazione alla TV, tranquillamente. Sì, infatti, e poi si infatti. mette a posto, tranquillo, perché ci sono stati questi sbalzi di canali che adesso stanno cambiando tutto, allora voi facendo la riprogrammazione si mette a posto, ok signore? Infatti. Ok, allora la canzone che volete ascoltare, ve la fa ascoltare? Ma manca Sì, papà. una guaioncella napoletana. Ok, va bene, la facciamo fare Va questa bene. canzone. Però Grazie. adesso ci canta una bella canzone, veramente, ok? Grazie. Grazie Buonasera ancora. a tutti, un bacione, grazie. Buonasera. Grazie a voi signora, abbiamo una signora che sta dando a mangiare i pulcini.
Roberto, posso fare dei saluti prima che si comincia la seconda? Vuoi salutare la Pulcinella? Volevo salutare, se possibile, il signor Pasquale, che mi dice che mi segue tantissimo. Il signor Pasquale da Mugnano, se non erro. Sì. Un associamo bacione. anche Pasquale, Sì, quello. Pasquale, buonasera. Saghi Pasquale. Pasquale, quando ce li date me ne portate pure a me due. Ok? Ciao Pasquale, un bacione a te e tutta la famiglia. La tua Pasquale da famiglia. Mulignano, Sì. No, dai. È così. No, perché hai capito i Mulignano. Che là sono tuoi? No, Pasquale. Pasquale. Sotto i Mulignano. Sì. No. Pronto? Buonasera. Dove vai? Vieni qua. Che a busca, non mica a telecamera. Non ce la sta qui. faccio. Comunque bene alle ciance, meglio che ridiamo, parliamo. Signori, Vera Conte con questa bella canzone arriva la Gallinella, sta passando, eccola qua. Piano piano, Pilù. Ecco, hai ragione, ti ho messo in gabbia, ma adesso ti libero, non ti preoccupare. Signori, Vera Conte. Non potrai mai dubitare del mio amore, tu stringimi la mano, ti accompagnerò dove tu vorrai, io e te, per sempre tu, quando poi sarai più grande capirai qualcosa in più, sempre di più. Mentre crescerai, ti accorgerai che nella vita non è tutto verità. Quel che vedrai, ti sarò vicino quando soffrirai per un amore che vorrai. Chi la cavoli se fosse, oh ma chi non l'hai mai. Quando poi sarai lontano, non sarò con te, pensami e chiama, sarò sempre lì dove tu sarai, io e te, per sempre tu, quando poi sarai più grande capirai qualcosa in più, sempre di più. Mentre crescerai, ti accorgerai che nella vita non è tutto verità. Quel che vedrai, ti sarò vicino quando soffrirai per un amore che vorrai. Chi la cavoli se fosse, come chi non l'hai mai. Chi l'amore cavolisse, come chi non l'hai mai. Come mi piace quando scioglie i capelli si ancora più belle calde
te il vestito e tu fai più vicino, baby. Tu voglia lentamente sfioro la pelle mentre un brivido sale, non sente impazzire. Sento come sbatte sul cuore mentre facciamo amore, voglio stare con te per sempre. Lucia, mamma, sono giorni che ti vedo triste. Perché sei così? La lacrima mi scende ancora e i lividi coppa sto cuore. Lo schiaffo si può pure perdonare, ma chi tradisce non lo sa mai. Non passerà che sti giornate, o tempo sai, sane e ferite. Ma è brutto fare a scuola dormire con l'occhio confuso mentre aspetta a me. Mi dispiace tutte le volte che ci rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte ste parole. Mi dispiace se stata sempre e non te ne calore. Mi dispiace che ti manca sempre ancora il tuo papà. Dai mamma, non fare così. La notte sai, non passa mai. Stulietta mia è grossa assai. Farei di tutto per poter tornare. Tinta una chiesa stavamo a aspettare. Sti lacrima sanno d'amore. E quando passa, ora sta ancora. Ma pure Dio sa perdonare. Una mamma per sti figli può scordare. Mi dispiace tutte le volte che ci rimasto sole. Mi dispiace
ma mi fanno male tutte ste parole. Mi dispiace se sta casa è fredda e non tiene calore. Mi dispiace che mi manca sempre ancora il tuo papà. Ma che fa? Si pare un meno che restiamo solo per mangiare. Se tutte sera ci stringiamo prima e dormire e mo facciamo finta di non pensare. Hai capito mamma? Ti manca papà? Va Lucy, valla a chiamare. Fallo sapere a mamma. Grazie mamma, grazie, è il regalo più bello. Si aggiusterà tutto mamma, vedrai. Io corro mamma, io vado. Vi amo mamma, vi amo. Cambia le camere e dammi questo microfono se possibile. La corrente? Sì. No, ho capito, no, come è successo sta cosa? E ci sta la corrente, vedi? È acceso il microfono, comunque. Non lo so, può darsi pure che sarà qualche ma mi prendo quello con il filo, no, volevo dire. Quello con il filo, ecco qua, grazie. No, volevo dire perché cambiami telecamera, mettimi questa qua per cortesia, ecco qua, brava, No, volevo dire, questo video cioè voi se vedete il video, io perciò dico sempre che i video si devono far girare, pure da televisione, perché a parte che questo video è bellissimo, fa vedere questa mamma che litiga con il papà, insomma vogliono praticamente pure vedere il papà, la mamma capisce e lei lo rincorre e poi si incontra con il papà, è una bella cosa. È molto una storia emozionante, attuale questa, molto proprio. emozionante, veramente, molto emozionante, molto bella. Vero, è veramente. bravissima Lucia. Lucia è Grazie, bravissima. grazie. Bello, Davvero. bello. Allora, io non canto adesso, vi farò cantare di nuovo a voi perché dobbiamo andare avanti, voglio Ok. far conoscere ancora altre canzoni vostre. Allora, adesso facciamo ricantare a Lucia, va bene Lucia? Va bene. Una bella canzone per la signora di Cava che prima ha detto... Canterò una canzone da discoteca, stavolta. Allora ci porti a Cava perché là sta in discoteca, qua non ci sta niente. Ecco. Allora, una bella canzone di discoteca per la nostra Lucia, mentre invece il nostro Sasi, che cosa? Il Tu vuoi titolo? un bacio? Da discoteca si chiama, come si chiama? No, tu vuoi un bacio, il titolo. Tu? Tu vuoi un bacio? Ah, si chiama Tu con un bacio. Scusate, piccolissimo, con le labbra tue di zucchero. Vabbè, Sasi, che cosa ci canti tu? Vado a cantare un mio brano che ho scritto io dal titolo Oh mio amor. Oh mio amore, che dolore, che dolore. Dolore, molto dolore. Come dolore, hai fatto scappare il toro, mi ha dato una cornata, oh che dolore. Invece tu che cosa ci canti? Da Oh mio amore andiamo a Pienza. Piensa un po', che dolore, che danno che lui. Lo sai perché? Perché dal titolo Oh mio amore, sarebbe mio amore, deve pensare, capito come? Deve pensare, sì. Parecchio però, ci ammazza. Parecchio. Pensiamo insieme tutti quanti con questa bella canzone di discoteca per la nostra Lucia Diamante. Perché vuoi un bacio? Perché vuoi un bacio? Perché vuoi un bacio? Passeggiate con le amiche, lui mi guarda innamorato, una radio, una canzone da ballare. Faccio finta di giocare.
Sangue napolitana ma segnato non fa spagnolo, quello fisico promette tutto che sta fiammazzi. Si va di una mano pazzo, un menore tu volessi, ma non sanno che stasera si è caduto in braccio a me. Oh mio amor, mesa mia oh mio amor, te quiero mucho, è per me un dolce vento, musica in un momento. Oh mio amor, baciami ancora, sei per me come una rosa, tu sarai la mia sposa, ti darò tutto il mio amore. Sento già un grande calore che già sta incendiando il mio cuore. Già lo so, sarà l'amore, tutto il bene che provo per te. Oh mio amore, besame allora, oh mio amore, prometto amore. Ma sangue in capo, guarda sta bastigno di lui, questo fisico curvato non capisco niente più. Si va come si despoglia quando sta morendo meglio, questi macchina comincia, si despoglia va ballare. Oh mio amor, mesa mia oh mio amor, te quiero mucho, è per me un dolce vento, musica in un momento. Oh mio amor, baciami ancora, sei per me come una rosa, tu sarai la mia sposa, ti darò tutto il mio amore. Sento già un grande calore che già sta incendiando il mio cuore. Già lo so, sarà l'amore, tutto il bene che provo per te. Oh mio amore, besame allora, oh mio amore, prometto amore.
arrivano roscella, chi ci aiuta e non si torna più a rete. Complimenti. Merci. Non si sente perché l'ho acceso, veramente aveva ragione il maestro. Il maestro aveva sempre ragione. Si era staccato la spina. Ogni tanto mi staccano poca spina, no? Vabbè. Allora, adesso... Pronto. Buonasera. Buonasera, Buonasera, con chi abbiamo l'onore di parlare? mi chiamo Davide, chiamo da Mugnano. Da Mugnano, questo è il figlio di Pasquale, no? No. No, perché quella di prima si chiamava Pasquale Mugnano. Da Mugnano, sì, Da era Mugnano, Pasquale. sì. Volevo lasciare un messaggio per Stati, sai, sei grande. Grazie. Ti ha fatto qualche lavoretto forse, vero? No. Grazie mille. Grazie a voi, buonasera. Grazie a te, grazie. Veramente vi ringrazio. Pure vedi come ha fatto questo amico, che ha fatto una piccolissima... Breve ma è bello, inciso. allora si vede che ci sta seguendo e ci piace, Sì. e vuole salutare il suo Beh, amico. ma Sasi su TikTok Infatti siamo in diretta su TikTok. Ecco, No, ma là vedi? ce avevamo 800, quando ne c'è la sono? 8,70, 170, guarda, è meglio fare un programma soltanto con TikTok che sì, con... sicuramente. Sì. Ma veramente? Sì. Stiamo andando abbastanza forte su TikTok, Sì. i social. Quando Poche persone, ma quando tanti- follow di Napoli Sono 10.000 11.300. No, diciamo quelli là di follower. I follower, sì. Quando ne dicono? 11.300. Tiene, facciami loro mo camura, sa quando c'è la caverna. La folla presa. Ecco qua. Si fossero a sorda, no? Chi si follow. Ma storta pare, ritta bene, sempre storta, un pochino. Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone molto bella di un grande della musica napoletana. Vabbè? Non si canta come la canto io, ma io quando la canto questa canzone mi racconto, perché è una canzone molto bella. È proprio Pronto? napoletana. Pronto? Pronto? Buonasera. È Magic Music. Sì, diteci. Date un bacio a Lucia Diamante e la fate cantare una lettera. Grazie, un bacio. Un bacio anche a te. Ok, non vi preoccupate, ma la imbuchiamo pure, la mandiamo subito, che fuori c'è sta la buca, avete capito? Da dove chiamate? Da Bosco Reale, una zona da Bosco Reale. Ok, non vi preoccupate. Lucia, Buona serata. buonasera Buona a voi serata. signore, grazie signore, grazie. Lucia, questo signore vuole sentire una lettera, Va bene. è rimasto scioccato da quella lettera della settimana scorsa. Che è successo? Poi c'è il tuo telefono. Allora, io questa sera non sto tanto bene con la voce, vi dico la verità. Da stamattina sto facendo un sacco, però non è niente. Figuratevi che stamattina mi sono fatto il tampone a posto. Infatti questo stavo dicendo. Non lo so, forse Un calo di qua dentro voce. quando fai la pulizia una cosa escono un po' di polvere, un po' di polvere. Ma comunque andiamo avanti con questa bella. Vabbè, ma tutto a posto. Sì, non ti preoccupare. La canto qua, sei tu. La faccio qua, ascoltate bene. Sa. Vediamo se mi viene, Era da maggio e te carezzi, a schiocca, mi c'era rosso, fresca era l'aria e tutta luce ardì, adduravano rosa cento passa. Era da maggio e io non me la scordo, una canzone cantava ma veloce, più tempo passa e più me ne ricordo, fresca era l'aria e la canzone rosa,
e dice cuore, cuore mio lontano va, tu me la sei con dolore, ma guardare Dio non sta via e dice cuore, cuore mio tornati so, si stu giorno torna a marcia, pure a marcia io sto che si stu giorno torna a marcia, pure a marcia io sto che e sono tornato e mo come una volta che andiamo insieme in un motivo antico. Passa il tempo e l'uomo non si vuole, ma l'amore vero non vuota via. Vede bellezza mia, ma innamorai, si dà il cuore e danza la fontana, l'acqua là dentro non si secca mai, e ferite d'amore non si sa, non si sa, casa nata, si fosse gioia mia, mi sa stare a guardare, ma guardare Dio non sta via, e dice cuore, cuore mio tornati so, torna a pace, torna amore, fate me che l'amore, torna a pace, torna amore, fate me che l'amore. Tu mi lasci con dolore, chissà quando tornerai, amore mio, io ti aspetto, tu sai che ti aspetto. E ti dica, cuore, cuore mio, tornati so, torna pace, torna amore, fate me che la vuoi, torna pace, torna amore, fate me che la Mamma mia. Mamma mia. E meno male che non teniva voce stasera. Ma ci sono trucchi. L'esperienza Bravo, i trucchi del ti fa mestiere. fare delle cose. Pronto? Buonasera. Ciao, ci sei un grande. Vi ringrazio. Con chi abbiamo l'onore? Fai sempre chiesto che mia moglie non sia divina. Tu sai, sei grande. Buonasera, grazie. Sei Non ho capito, chi è? grande, Signora? sei grande.
E un amico tu ha detto sei grande, guarda sei grande, troppo grande. Bello, Terribile. bello, bello, bello. Allora, come vanno le cose sul nostro Instagram? Marisa, su Instagram una persona, no, 2. Zero. Oh, ma io tengo Su TikTok. No, io tengo il mio Instagram che sta in menopausa, mi dovete scusare. Wow. Ah, il mio sta a andropausa. Ci sta un dottore là fuori che mi ha spiegato perché io... andropausa, non menopausa, insomma, una maniera da stare. Ah, i maschi vanno in endopausa. I vacanti stop, metta la marcia di Roberto, salutiamo gli 890/900 persone. Allora, noi ci che troviamo stanno seguendo. sul sito, perché praticamente su Marisa, allora, come si dice, chi ne tiene gente che ti seguono, certo. perché lei ha tanti follower, io invece la follow non la tengo, no, ecco qua. Però possiamo fare una cosa, la prossima settimana, Sasi, se ci sarai, Sempre. al posto di mettere il mio telefono, veramente, mettiamo il tuo. Va benissimo. Anche perché su Instagram, tu Instagram ci stanno, e tiene la gente che te ne prima. sì. Ah, tu ce l'hai? Sa tu che mazzo No, veramente, mettiamo pure il tuo, Certo. mettiamo pure quello di Anna se volete, veramente, perché anche tu se ce l'hai, mettiamo il tuo. Il problema non c'è, perché comunque sui social è bello metterli tutti, così ci guarda. Ci guarda. Mo manca a farlo apposta, quello che vi ho detto prima. L'avete visto sul telefono? Che si hanno chiamato in mazzolo? Ecco. E come facciamo per sapere come si chiamavano in mazzolo? È perché tutti quanti condividono quella bravo, cosa, sì. quella schifezza, perché io dico questa è una schifezza, è la verità. Allora, andiamo avanti. E diciamo che ce ne importa, vabbè, non so. No, dico nel senso... Mi dispiace che fatto così. quei poverelli che non mi portano nemmeno una lira, non hanno potuto manco cantare. Ma mi dispiace proprio, sai che un faccialo. Comunque non fa niente, no? Perché io sono fatta così, purtroppo ci posso venire. Allora, Robè, io devo fare dei saluti dovuti, perché altrimenti... La posso accompagnare, se no. Allora, saluto il mio sponsor ufficiale, la Bontà del Mare, Gennaro Clara e i due cucciolotti, Antonia e Stefano. una bella pescheria questa. Cioè io ti consiglio, si trova ad Aversa, poi ti farò sapere Sì, ma io mando che l'indirizzo. porta la versa cosa, perdono. Ma ti fa una frittura mista O se all'istante. perdono, ci sono roba bella, diciamo, Fresca. bella. Cioè tu vai là, dici fammi un bello cuppatelle Domenica non passa, domenica devo mangiare pesce. Ecco. Ho bisogno di fosforo. Non lo voglio sapere. Ah, pensiamo, c'è bisogno. Lo Samarone mi arresta. Non mi hanno dato manco la cittadinanza. E poi saluto la mia grandissima grandissima mi hanno dato manco la cittadinanza. Signora Patrizia dal Rione Traiano. Rione Traiano sta sempre vicino a noi, chiamano un sacco di persone, È vero, veramente è li vero. ringrazio e volevo Che ringraziare sociale. pure tutte le persone che hanno i mariti, i fratelli e tutto il resto nelle nostre carceri italiane, veramente con un presto ritorno a tutti quanti voi figli e mamma e tutto il resto, veramente. Allora, Sasi, adesso iniziamo con te. Sì, io so voi Questa è la quarta, eh? Sì, la quarta. Facciamo una cosa. La guardi? La quarta. Quarto. Sta pensando. Sto pensando, vabbè, andiamo con dal titolo scritto in bit B. La facciamo la seconda volta, va bene? Bella. Perché non ha... E noi inedito che abbiamo... Ah, ok, ma tu uscita la la canzone settimana inedita scorsa. l'hai già fatta? Sì, la chicca. La canzone inedita sì, l'ho già fatta prima. Ok, Sì. che cosa ci canta invece? Sopravviverò. Sicuramente, non ti preoccupare. Io tengo pure un buon guerra qua. Quella che piace tanto a Marisa. Ah, ok, mi fa piacere. La dedico proprio a Marisa. Va bene Marisa, per te? Io pure glielo dedicato stamattina. Marisa. Un caffè, no? La mattina mi porti il caffè a letto. Marisa. Cazzo. Mi portano un po' a presso, però mi porta. A volte si fa pure fretta. Un caffè che ora si porta prima mattina. È mattiniera Marisa, No, Marisa è mattiniera. È mattoniera, veramente. Sì, io sono un mattoniere pure io. Lo vediamo la mattina. Io per esempio sempre tutte le mattine vado a una mattina. Roberto Stallone è in diretta. Subito. No, io Tutte le mattine. io ho la mania che il telefono non lo so usare.
allora non so quando sono in diretta e quando non sono in diretta. Speriamo che non succeda mai. Fai tipo 50 foto sempre stesse e poi metti... Però sei perfetto così, dai. Ma stamattina ci ho fatto una diretta, ma ci ha appiccicato i filo di la diretta. Comunque, non parla. Tu che cosa ci canti? Un midli napoletano. Un midli napoletano. Un midli napoletano. Ah, tu hai una bella voce. Non ti metti per questo non ti si pinti una È proprio abitudine. Abitudine. Allora facciamo passare un attimo metti questa telecamera qua. Questa qua, Passa, puoi passare tranquillamente. In piedi puoi passare. Tranquillo. Siamo in 3. Sassi se n'è andato. Già sta, sa. Ecco. No, si ci attrizza un po' la telecamera, perché lei non si vede. Questa qua. Ok, l'abbiamo indirizzato. Abbiamo proprio indirizzato. Come si chiama questa canzone che ci canti tu? È un Midoli napoletano. Esatto, quindi non ha un nome specifico. Ok. Signori, iniziamo con Sasi. Scritto Bietta a me. Bietta Ice. Vai, eccola qua. se deve morire, pensavi sciambazzi, stanno lontano te. No, non te sa ce la sa, ma coraggio ma già fa,
E allora vai, non serve a pensare, chi perdiamo sei tu, e shine da questa vita rete, non torna mai più, e sopravviverò, ma te non soffro più, ma pierde che stelle volute solamente tu. Dopo un anno poco più stai pensando ancora a me, ma so vivo senza te. E allora vai, non serve a pensare, ti perdiamo sei tu, e shine da questa vita rete, non torna mai più, io sopravviverò, per te non soffro più, ma pierde che sole voluto solamente tu. Le voluto solamente tu. Le voluto solamente tu. Basta, non ti aspetto stasera, non rimango a casa fino a 9. Si fa tardi 5 minuti, domani mi trova. Se non ci faremo stavolta, non ti vengo a chiamare. Tanto mi risponde una voce registrata che fa. Dai, lascia un messaggio, dimmi chi sei, appena torno ti chiamerò, ma parla dopo il segnale,
Vediamo, hai visto? Io quando dico una cosa è sempre così. Allora, per non lasciarvi così, mo adesso ti faccio fare un pochettino di canzone a te. Michela cambierà a piacere, non è una cosa che, vabbè, un po' a te, un po' a lei, un po' a lei, e poi facciamo la sigla e chiudiamo così. Ok. Vabbè, Benissimo. all'improvviso io sto Ok. qua seduto e vediamo un pochettino che cosa esce. Non so nemmeno se sei tu, se stai Michela, se lo vede tutto Michela, va bene? Va benissimo. Allora, facciamo questa cosa, dai. Sembra un pastore nero, posti video su TikTok, conti ancora i like e sei felice, sei solo un po' di più. Una canzone melodica, mentre in una macchina, canta scoccia con le amiche, che se tu fai. E fai sempre festa fino a notte fonda, no tu non ti fermi mai. Non guarda nessuno, no, non vuoi nessuno, non ti sei innamorato. E fai un'altra storia mentre parli sola e la posti su Instagram. Io la guardo ancora, non so come fare, tu mi fai impazzire. Mio vero che è fornuto, tu stai qua. In da raccia che non sa più a Luca. Come cagni nei giornate quando tu non puoi cagnare. Quando freddo ingorda, acci la libertà. Tenore è sempre un'ora e un po' di più. Quando è notte stai asciugando pure tu. Questa guerra mente e cuore, quanto tempo durerà? Io l'ho persa e forse tu l'hai vinta già. Se stanotte mi mette paura, per un occhio mi mette a aspettare, e mi addormo su nanna che stai qua. Hai ragione che sono una scema, ma è quella che tengo a vedere. Tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Amo viaggiare, amo ballare, mi piace a pizzo, pallone o suna. So picciarella, ma so bellella, tengo 10 anni, mi piace cantare. E tengo marito cuore, e credo sempre all'amore. Voglio una vita speciale, non può che rossetto per farla pura. Con la white della napolitana, vesto tutto firmato, non so i Milano. Tengo sta bella nera, solo rinde in mano, e stu
Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, veramente stasera, come si dice, meglio poco. Ci siamo divertiti Ci siamo abbastanza. divertiti. È vero, Poi, è vero. Ecco, anche perché dobbiamo dare questo appuntamento. Io spero che la prossima settimana ci sarete ancora, anche la nostra Lucia. Io lo spero proprio tantissimo. Ci saremo, anche perché cominciamo subito a pubblicizzare la situazione, va bene? T'accompagna mica sulla te casina amica e ti porta per quartiere, a tu solo non sapere. Ma sapere tutto questo e sarà per finestre. E Capisci com'è bella la città e per Com'è bello, com'è bello, la città rivoluzionaria. com'è bella, la città rivoluzionaria. Ma ti spiace solamente, Mortifico ogni giorno per una mano che vediamo, che non tiene una rispetto, che non tiene una coscienza, come fanno a pigliare sonno quando è sera rindolietta, rindolietta, quando la sera rindolietta, 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 quando la sera rindolietta. Ma ti porta a marcia lì, sembra che non tiene fretta. Verso 5 la mattina quando il traffico permette. Ma perché se sempre fa? Chiesa sempre fatto, questo un santo. Vatti spietta, È soltanto per ti spietta, vatti spietta, è soltanto per ti spietta. Ma mi spiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fatica, e non tengono coscienza e non tengono rispetto, come fanno a pigliare solo quando è sera rindolietta. Ciao ragazzi, alla prossima settimana, replica sabato e domenica. Ciao ragazzi, voglio bene, un saluto a tutti. È soltanto per te spietta, mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo scorno, ma nessuno può fare niente, c'è su gamma caramella, come dolce, come bella, la città è la cenella, come dolce, come bella, la città è la cenella, come dolce, come bella, la città è la cenella. Hey! Gente che batte sta bolla! Já! Come dolce, come bella, la città è la cenella. Come te sta batte? Com'è bella, la città è la cenella, com'è dolce, com'è bella, la città è la cenella. Io che sono musicante e mi sento fortunata, quando sono e canta e sta bella serenata, è perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma la vita com'è bella, la città è la cenella. Com'è bella, la città è la cenella, com'è bella, la città è la cenella, com'è bella, la città è la cenella, com'è bella, la città è la cenella.